lasciando questo bellissimo parcheggio, questo bellissimo posto che vi ho fatto vedere in tutte le salse, perché il tempo è questo. Adesso vi faccio vedere. Vedete com'è il tempo oggi? Pessimo, piove, c'è una nebbia assurda. Mi dispiace anche andare via perché non posso farvi vedere nulla, cioè se continuo a visitare le spiagge, i vari posti che ci sono qua, meravigliosi, con questa nebbia non posso fare dronate, non posso filmare niente. Però non ho manco più voglia di rimanere fermo lì, continuiamo un pezzettino, vediamo cosa ne viene fuori. Buongiorno anche alla Rita. Buongiorno. Stai trovando qualche parcheggio, qualcosa da fare? Va bene, proseguiamo. Davvero un gran peccato, ieri con i piedi in acqua, magliettina, un bel sole, e oggi è già di nuovo tempo pessimo. Dura davvero poco qua, è una bella giornata di sole, poi di nuovo pioggia e freddo sempre, ragazzi. Comunque continuiamo a visitare questa meravigliosa terra. Pazienza. Certo che le dronate che avete visto ieri sul ponte erano belle. Non si può più far volare neanche il drone. Dovrei stare fermo una settimana ad aspettare di nuovo una bella giornata per rispostarmi e farvi vedere belle immagini, ma non è possibile. Qua è così, ci dobbiamo accontentare. Tutti, noi e voi. Nel frattempo, visto che come ha detto papà qua ci sono posti meravigliosi e con questa nebbia fittissima non vediamo una mazza, abbiamo deciso di fare 30 km in avanti per andare in un negozio del vino. Qui in Norvegia non vendono vino e lo stiamo finendo, maledizione. Quindi andiamo a comprarlo, facciamo qualcosa e poi torniamo indietro, così quando farà una giornata migliore possiamo vedere tutti i posti che altrimenti ci saremmo persi. Guardate amici cosa ci perdiamo a livello di immagini. Se fosse stato bello come ieri, se ci fosse stato il sole di ieri, guardate questa spiaggia. Noi eravamo da quella parte, stiamo facendo tutto questo giro e stiamo salendo qui e abbiamo incontrato questi posti fantastici, ma piove, fa freddo, quindi proseguiamo. Mi manca il vino. A 30 minuti da qui c'è un negozio specializzato di quelli che vendono vini in Norvegia, sono gli unici. Andiamo lì, almeno ci passiamo il tempo. Quindi si prosegue, andiamo a comprarci il vino almeno. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. Ci ha attraversato la strada un'alce gigantesca, meno male, sembrava un cavallo. Sembrava un cavallo all'inizio. Sono cuccioli, non hanno corna, erano due cuccioli. Figurati, quindi quelle grandi sono anche. Enormi. Sembrava un cavallo, già un cucciolo allora. Ha attraversato la strada saltellando. Sono spaventato. Madonna, ti attraversa la strada quando stai passando tu. Time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Dovrei aver trovato il negozio di vini, si chiamano tutti Vin Monopolet. È il monopolio dei vini. Li vendono solo ed esclusivamente in questi posti, ma mi sa che ve l'ho già detto. Nei supermercati non li vendono, è vietato l'alcol, solo le birre, credo. Prezzi spaventosi, ragazzi. Il più economico è un vino cileno a 35 euro 3 litri. Mi sa che compro questi, non c'è storia. Sono obbligato. Cabernet Sauvignon. Vedete? 459. Barbera d'Alba 2021, 15 euro la bottiglia. Il minimo costano 12-15 euro una bottiglia da 75.
bottiglie da 75 non se ne possono comprare. Io compro questi vini da 3 litri. Guardate, Campo Viejo Rioja, 132, sono circa 12,50 euro. Costa esattamente il doppio che in Italia, che in Spagna. Una bottiglia di rum Havana Club invecchiata 3 anni, da 70 costa circa 35 euro. Adesso compro qualcosa che ci può servire, visto che c'è anche un supermarket, e poi rientro e ci spostiamo. Ragazzi, ho comprato carne di balena. Vedete, si mangia come una normale bistecca, mi ha detto. Si mette in padella, non l'avevo mai mangiata, adesso la proviamo. Comunque alla fine mi sono comprato il vino, ho speso un patrimonio, però non ci rimango senza vino. Mi privo dei ristoranti, non vado a mangiare nel ristorante, ma un bicchiere di vino a casa mia me lo bevo. Adesso andiamo a fare i servizi, dopo che ho fatto un po' di spese, ho comprato il vino. Sono entusiasta, felice perché voglio assaggiare la carne di balena, non l'ho mai mangiata in vita mia. L'ho trovata finalmente e ne ho comprato 1 chilo. Si mangia come una comune bistecca, si cucina, mi hanno detto, quindi padella antiaderente al fuoco, si fatta scaldare bene e poi arrosto, quindi come il tonno, come il pesce spada, si cucina così. Adesso servizi, ho già detto. Ecco qua, qui ci carichiamo l'acqua potabile. C'è una pressione mostruosa, 3 secondi e ci riempiamo i serbatoi. Eccoci qua ragazzi, carne di balena, bisogna tagliarla a fettine. La consistenza sembra fegato. Tagliamo a fettine e poi arrosto, abbiamo detto, in padella bollente, ai ferri, no? Ai ferri. Wow, bistecche, proprio bistecche. Poverine, mi dispiace. Così troppo per le fini balene, però Ti dispiace per le balene, ti dispiace per gli agnelli, per i maiali, per i cavalli, per tutto quello che ti mangi. Ma le balene sono le balene. Vabbè, magari sono sotto controllo come numero e Ah beh, sicuramente, è vietata la... qui se lo fanno in Norvegia. Io non vedo l'ora di assaggiarlo perché voglio assaggiare tutto. Poi No, vabbè, anch'io l'assaggio, non sono poi così... ragazzi, buon pranzo, adesso assaggiamo questa carne di balena e vi facciamo sapere. Ok? Mai mangiata in vita nostra. Buon pomeriggio amici. Buon pomeriggio. Che bellino da. Stiamo provando a fare qualche giro, a visitare qualcosa sempre qua intorno, giusto per non annoiarci. Continua a piovere, il tempo è parecchio brutto, vi faccio vedere. Difficile qua, che ne dite? Ragazzi, abbiamo trovato un mezzo troppo grande. Non riusciamo a passare in questa strada, dobbiamo tornare indietro. Per fortuna abbiamo visto una piazzola a poca distanza. Sette di sera amici, Rita griglia zucchine. Il tempo è pessimo, vento, freddo, pioggia. Anzi, abbiamo visto un raggio di sole, ma proprio uno per un secondo 2 minuti fa. Ma è molto nuvoloso. Ceniamo qui, bordo strada, e domani mattina poi ce ne andiamo. Se non potrò fare dronate per via della pioggia, filmerò con la GoPro per voi. Sarà sempre un piacere. Filmerò anche sotto la pioggia come ho sempre fatto. Peccato perché i colori, i posti con il sole sono molto più belli da vedere. Però le spiagge, questi fiordi, questo magnifico paradiso ve lo farò vedere con la GoPro. Salmone norvegese, pomodorini, verdura e poi ha fatto anche del pollo in tegame Rita.
Ci sono 9 gradi alle 8 di sera, c'è freddo, stavo parlando con mio zio e mio padre in Sardegna, oggi ne ha fatto 41, gli ha segnato 41 il termometro della macchina. 30 gradi di differenza. Stiamo bene qui, si sta bene perché stai con la felpa, dormi da Dio. Però un po' di sole non ci dispiacerebbe. Ragazzi, ci vediamo domani mattina, ci spostiamo da questo posto e continuiamo a esplorare le Lofoten. Buona! Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno amici, buongiorno amici. 11:15 del mattino, tempo pessimo, ve lo faccio vedere subito. Vento, freddo e pioggia, ci sono 9 gradi, venti forti e piove ininterrottamente, così è difficile visitare qualsiasi cosa. Adesso finisco questa strada che poi è cieca, torno indietro e proseguiamo verso Capo Nord. La nostra idea alle Lofoten era di godercela un po', di goderci la natura, di goderci qualche barbecue, di goderci anche un camping, quindi comodi con docce eccetera, di fare l'escursione per le balene, per vedere le balene. Speriamo quella di poterla ancora fare, ma così è davvero difficile. Qua è così, il clima è questo, c'è poco da fare. Obbligati a farvi vedere i panorami dal camper. Poi ci saranno anche persone che amano questo clima e faranno escursioni con le giacche antiacqua, come si chiamano, con gli incerati, ma a me non piace. Oggi purtroppo ci sono anche venti molto forti, forse a Capo Nord Davide ha letto anche 80 km/h, qua invece siamo sui 40-50 forse, insieme ai 10 gradi, ai 9, agli 11, dipende dalla giornata, dall'orario, e alle piogge. Certo, non è un clima proprio favorevole per passeggiare, per visitare, per filmare, per dronare, però ragazzi, quello che riusciamo a vedere lo facciamo vedere anche a voi. Prosegue il viaggio verso Capo Nord. Quanto manca ad arrivare a Capo Nord? 16 ore. 16 ore? 1200 km, non mi ricordo. È una roba del genere. 16 ore guidando ininterrottamente. 16. Tanta roba, Già. Quanti chilometri abbiamo fatto in Norvegia? Ne avremmo già fatto 2500, ne mancano altri 1000. È veramente gigantesca. Nazione enorme, ragazzi. Comunque continuiamo a salire verso Capo Nord. Si abbasseranno ancora di più le temperature e logicamente, che ne so, mi sa che adesso in questo momento a mezzogiorno -20 ce n'è 13 e a Capo Nord ce ne sarebbero 7. Però ormai ci arriviamo a costo di arrivarci a piedi o in ginocchio, ma siamo qui e Capo Nord lo visitiamo, ci arriviamo. Dovrebbe portare vicino a una spiaggia. Vediamo se riusciamo a trovare un parcheggio lì. Abbiamo trovato il parcheggio per il pranzo e come sempre in un paradiso terrestre, ma difficile da farvelo vedere, molto difficile. Stamattina mi è anche caduta la cucina in induzione perché ogni tanto la togliamo per cucinare a gas e ho spaccato un fornello. Vedete, l'ho spaccato completamente, gli ho messo il nastro, però uno funziona ancora, quindi tiene duro. Ieri ho comprato merluzzo, ne ho comprato due pezzi, quindi mangiamo merluzzo, verdure, pasta anche o no?
Io non ne vorrei, lo sai. Prima cuoce il merluzzo e poi cuoce la pasta. Perché? Come mai? Ah? Perché qualcuno mi ha fatto fuori la cucina, così uno a caso. Hai visto però come te l'hanno sistemata? Bellissimo. Una soluzione geniale. Antiscivolo adesso. Sì. Mi hai ridotto la capacità di cucinare della metà. Sì, meglio. Meglio non lo Così so. dimagriamo. Ci vuole il doppio del tempo. Pesciolino del circolo polare artico, ottimo, buonissimo, che saporito. Comprato al supermercato, ha detto che era appena arrivato, quindi è freschissimo. Cotto così con pomodorini in padella, ottimo, davvero. Grande Rita, brava. Il pesce è buono quando... Quando è buono è buono. Sì, si sente. Chi ha detto che era appena arrivato il pesce? No, il pescivendolo. Pesce non ce la faceva più a parlare. Pensavo che come All'orecchio. ti fossi avvicinato ti avesse detto sono appena arrivato. Comunque amici, panorama ne abbiamo sempre. Vino pure. L'1:37 ed è uscito un raggio di sole. Sì. Posto incredibile amici, mi dispiace non poter fare dronate qua per voi, vediamo se magari smette e ci proviamo anche. Adesso caffettino e amaro, a dopo. Buon pomeriggio amici, stiamo per partire per lasciare questo posto, ma prima ve lo faccio vedere. Qua c'è un cimitero e una chiesetta, eccola qui. E di fronte al cimitero un barbecue. Perché è giusto che i vivi ancora, prima di finire lì dentro, debbano godersi la vita. Il posto è magnifico, come tutta la Norvegia e come le Lofoten. Qua ci sono delle spiagge stupende. Prima che inizi a piovere, mi sa che ve le faccio vedere anche con una dronatina. Che ne dite? Davide, che ne dici? Glielo facciamo vedere questo posto con una dronatina? Sì. Perché è pazzesco. Sono posti incredibili, bisogna venire qua per vederli e apprezzarli. Proviamo, c'è anche sentite, quando tira un po' di vento sono raffiche forti, ma ci proviamo, non lo so, vediamo che cosa succede. Abbiamo la piattaforma di decollo. C'è parecchio vento ragazzi, ma per voi ci proviamo sempre. Vediamo, è un po' rischioso, Quando c'è così tanto vento, quando fa queste raffiche. quando c'è così tanto vento, quando fa queste raffiche è preoccupante, ma il nostro drone è sempre tornato a casa. Sempre tornato a casa. Pronti? Vai. Attenzione. Attenzione, è partito.